Benvenuti a questo convegno organizzato da Vega Formazione e Vega Engineering con la collaborazione di IESIL sul tema ambiente e sostenibilità, quali responsabilità penali e civili. La giornata di oggi la trascorreremo con la dottoressa Laura Vannucci, che ci relazionerà relativamente a quelle che sono gli sviluppi, in realtà la situazione attuale, diciamo, della normativa sulla sostenibilità e gli sviluppi futuri, in particolare imposti a livello europeo, e con l'avvocato Gianluca Rizzardi che ci darà delle notizie in merito a quelli che possono essere dei profili di responsabilità penale, civile, amministrativa legata a questi aspetti. Abbiamo piacere di avere con noi il presidente Antonio Malvestuto, al quale volentieri cedo la parola per qualche suo commento e naturalmente i saluti dell'associazione. Prego Antonio. Buongiorno a tutti. Un cordiale saluto ai partecipanti da parte mia e dall'IESIL che ha concesso il patrocinio a questo evento, che confermo di sicuro interesse ed attuale. Quindi lascio la parola alla dottoressa Vannucci per la sua relazione. Prego Laura. Oggi analizzeremo un po' sul tema, all'interno del tema della sostenibilità, in particolare della responsabilità sociale, questo concetto di volontario e obbligatorio. Questa è l'immagine dei 17 obiettivi, dei 17 goals dell'ONU, e anche qua vediamo che circa un 50% sono dedicati alle persone, quindi all'attenzione nei confronti delle persone, dalla lotta alla fame e alla povertà, alla salute e sicurezza, alla parità di genere. Abbiamo invitato l'avvocato Rizzardi ad approfondire un tema che credo sia in realtà molto, diciamo, nuovo, in quanto appunto ci sarà da un punto di vista, diciamo, c'è una nuova prospettiva, no? di rischio legato appunto a questi aspetti. Con l'approvazione e la pubblicazione della direttiva europea si è ottenuto appunto un passo in avanti rispetto alla precedente normativa italiana, che era data dal decreto legislativo 254 del 30 dicembre 2016. Vi ringrazio, vi saluto naturalmente da Vega Formazione e al prossimo seminario. Grazie ancora.